Guardi dietro, guardi dietro. Un po' sveglia, dai. Piede sinistro e vai. Hop. Sinistro, vai. Attenzione, aumenta la pendenza, vai assieme agli sci, non bloccare, ok? Chiudi un po' le mani, un po' alte, e poi muoviti solo per i piedi, dai, veloce, hop, fai andare, stop, fai andare. Una cosa importante, Giulia, è avere una linea da seguire. Vers Anaïs, pas vers l'autre côté, ok? Alors, le même virage, un virage à gauche, le même à droite, fais le même virage d'un côté à l'autre, sans aller sul côté gauche, ok? Alte, là, hop, le pied. Poi un pochino più ripido, Fabian, cerca di non far scivolare sto sci, di non spingere in fuori. Fidarti più che lo sci deve andare avanti, senza spingere in fuori i piedi, dai. Più che ne hai, stai alto, l'interno del piede, via! Da un momento all'altro cambia tutto. Da un momento all'altro non va più. Je te filme les pieds, vas-y mon gars. Da un momento all'altro si blocca il piede. Vai. Vede anche poco, vabbè. La fatica. Spalle! No, fermo là. Cerchi il piede, stai lì. Ovvio che poi quando farò questo non è questo. Questo. Solo per non è che devo girare, se giro vado giù, con l'H perdo la coda. Stare qui fermo con il braccio. Poi anche perché facendo così, guarda, uno va giù, quello che va giù mi porta dentro la curva. E invece il braccio interno della curva va lasciato lì davanti e anche se allora se mi fai questo va bene uguale. Ma questo me lo dico uguale.